Una notizia nostalgica per i tifosi del Napoli è arrivata questa sera, e preparatevi. Perché quello che stiamo per svelarvi farà emozionare tutti gli appassionati del nostro club e dell'eterno Pocio Lavezzi. Come sempre, siamo qui per darvi gli aggiornamenti più scottanti e ricordare le storie che hanno segnato il calcio napoletano. Prima di tuffarci in questo momento iconico, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra e sui grandi momenti del passato. Veniamo al dunque, la cessione di Lavezzi al PSG, uno degli affari più importanti dell'era De Laurentiis. Il Napoli pagò 6,5 milioni di euro per portare in Italia Ezequiel e Lavezzi. Un investimento che già all'epoca generava aspettative. Ma furono il suo talento e il suo impegno in campo a renderlo uno dei giocatori più amati della squadra. Con movimenti imprevedibili e un'abilità unica, il Pocio divenne presto un idolo di Diego Armando Maradona. L'ex allenatore del Napoli Pierpaolo Marino ricorda come la presenza di Lavezzi in campo avesse un impatto diretto sui tifosi e sui risultati, quasi avesse il potere di caricarsi la squadra sulle spalle. Il suo stile di gioco, audace e ricco di personalità, era in grado di paralizzare le difese avversarie e di sollevare i tifosi in un misto di euforia e ammirazione. Non a caso, è stato addirittura paragonato a Maradona, il più grande di tutti i tempi. Nel 2012, Lavezzi viene ceduto al PSG per circa 30 milioni di euro. Uno degli affari più redditizi della storia del Napoli. L'operazione di De Laurentiis è stata un esempio di gestione finanziaria intelligente, che ha permesso al club di reinvestire in nuove promesse come Hamšík e Cavani, nomi che hanno lasciato il segno. Con il valore della cessione di Lavezzi, il Napoli non solo ha realizzato un profitto, ma ha anche aperto la strada a future stagioni di successi e crescita. Anche senza vincere il tanto atteso scudetto, Lavezzi è diventato una figura indimenticabile per i tifosi del Napoli. La sua passione per il club e la città ha lasciato un segno profondo e i tifosi ricordano ancora oggi le sue partite emozionanti e il suo contributo al successo del Napoli. Come ha recentemente commentato Marino, il Pocio lo prenderei anche oggi, perché è un giocatore straordinario. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Cosa significa Lavezzi per voi? Pensate che qualche giocatore attuale possa raggiungere il livello di carisma e di influenza che aveva il Pocio? Lasciate un commento qui sotto e partecipate a questa discussione sul glorioso passato della nostra squadra e sui giocatori che, come Lavezzi, si sono guadagnati un posto speciale nei nostri cuori.